Meno bambini, costi di gestione alle stelle, personale volontario sempre più rado, pochi insegnanti disponibili e parrocchie che non possono più aumentare i debiti per le verifiche antisismiche di edifici del secolo scorso. Le scuole dell'infanzia paritarie, pilastro del sistema educativo veneto con 77.000 bimbi e 1.000 scuole, sono in grande sofferenza su più fronti e già da qualche tempo chiudono ad un ritmo di 15-20 scuole l'anno. Noi non vorremmo assolutamente chiudere, perché ogni volta che noi arriviamo a questa conclusione capiamo di non essere, che non è colto pienamente nemmeno dalle persone, dalla gente, questa nostra decisione, e quindi noi non vorremmo chiudere, perché siamo anche consapevoli della ricchezza che possiamo dare, del contributo che possiamo dare ad un territorio, un contributo sociale, contributo anche per la vita religiosa. Questo qui dobbiamo riconoscerlo, anche se non è necessariamente questo l'obiettivo primo. Il primo obiettivo è quello di servire questo territorio. Se chiudiamo è perché siamo costretti a chiudere, considerando anche contesti territoriali più ampi rispetto a quello di una singola parrocchia. Nella nostra realtà regionale le scuole paritarie dell'infanzia sono quasi superiori rispetto a quelle statali o a quelle gestite da altri soggetti. La diocesi di Padova, che opera su 4 province, tra cui anche l'importante area di Asiago nel Vicentino, Venezia, Treviso e Belluno, ne ha già dovute chiudere o cedere a terzi 41, altre 100 rischiano di fare la stessa fine per le fragilità riscontrate su diversi fronti. La diocesi ha fatto in questi decenni molto, soprattutto con il contributo dei parroci, con il contributo delle parrocchie stesse. Molte delle attività benefiche hanno come obiettivo quello della scuola materna nel nostro contesto. Noi non possiamo permettere alle parrocchie di indebitarsi ulteriormente, perché diventerebbe insostenibile anche da un punto di vista complessivo.